In occasione dell'81esimo Festival del Cinema di Venezia, l'Hotel Excelsior del Lido è diventato il cuore pulsante di eventi collaterali organizzati negli spazi della regione Veneto. Da 30 anni l'artista veneziano Giorgio Bortoli è l'anima dietro questi incontri culturali, che quest'anno si sono concentrati sul tema mare e cinema. Tra i momenti salienti di questi eventi collaterali, il consigliere regionale Marco Dolfin ci ha raccontato in tempo reale alcune delle premiazioni di maggior rilievo. È stato infatti conferito un premio speciale al leggendario Jacques Cousteau, alla Guardia di Finanza e altre figure di spicco nel panorama culturale, sociale e artistico. La cerimonia ha visto la presenza del generale Rapanotti e del prefetto di Venezia, conferendo l'ultimo prestigio all'evento. Il premio, simbolo della tutela ambientale e della sostenibilità, era composto da un leone e dalla coda di una balena tematica che era già stata discussa in sede regionale in occasione del 250° anniversario della Guardia di Finanza. Mentre l'evento organizzato da Bortoli si concentrava sull'importanza della sostenibilità, il Festival del Cinema ha raggiunto il suo apice con l'arrivo delle più due grandi star di Hollywood, George Clooney e Brad Pitt. I due attori, rispettivamente 63 e 60 anni, hanno richiamato una folla entusiasta al Lido per la presentazione del film The Wolf, diretto da John Watts, noto per il successo di Spider-Man. La trama del film vede George Clooney nei panni di un fixer, di un professionista incaricato di risolvere un crimine di alto profilo a New York. Tuttavia, quando entra in scena un secondo risolutore, interpretato da Brad Pitt, i due lupi solitari sono costretti a collaborare. Gli appassionati del cinema hanno potuto avvicinarsi alle star in due occasioni: la conferenza stampa tenutasi al Casino alle 14 e il red carpet alle 21:45 davanti al Palazzo del Cinema. L'attesa era palpabile già la sera precedente, con molti fan accampati per assicurarsi un posto in prima fila, nella speranza di essere travolti dall'energia e del carisma dei due leoni di Hollywood. No, scusate, sono un po' sordo. Siamo qua davanti a che stanno Già di oggi. Dove sei?